Ritorna attesissima la 24esima sagra del suino nero e del fungo porcino. Per 2 fine settimana Cesarò, nel cuore pulsante dei Nebrodi, ti aspetta per celebrare le eccellenze gastronomiche siciliane. Sabato 8 e domenica 9 novembre e sabato 15 e domenica 16 novembre. Cesarò ti aspetta con piatti tipici, profumi autentici e la magia della tradizione siciliana. Un viaggio tra sapori unici, natura incontaminata e musica, per vivere insieme un'esperienza indimenticabile. Sindaco, si avvicina a un appuntamento importante per Cesarò, ma possiamo dire per tutto il territorio, perché sono delle manifestazioni di grande richiamo. Sì, esattamente, si avvicina un evento di grande notevole per il territorio, in particolare quello dei Nebrodi, la 24esima edizione del suino nero e del fungo porcino, una delle primissime sagre che ancora nonostante abbiamo moltissime sagre in questo periodo e nei paesi limitrofi, la nostra ancora regge. La nostra ancora regge perché abbiamo dei commercianti e dei produttori locali eccezionali che veramente garantiscono ancora il prodotto. Quali saranno le date? 8 e 9 novembre, 15 e 16 novembre. Saranno coinvolti anche gli operatori locali? Assolutamente sì, sono i protagonisti della sagra del suino nero e del fungo porcino, senza di loro non saremmo mai arrivati alla 24esima edizione, sono molto determinati, ogni anno ci stimolano e ci mettono moltissimo in impegno per far sì che questo evento riesca ogni anno in maniera eccellente, devo dire. Dove si svolgerà la manifestazione e quale sarà il programma di queste giornate? La manifestazione interesserà tutta la via principale, quindi il corso Margherita, la piazza Matteotti, piazza Padre Pio, quindi il centro di Cesarò, e poi la villa Aldomoro, questo spazio enorme che abbiamo e che consente ai nostri visitatori di trascorrere una giornata serenamente, in tranquillità, spazi appunto molto accoglienti. Quest'anno il programma è veramente molto ricco, ci saranno tantissimi spettacoli, show cooking organizzati appunto dai nostri produttori locali che non mancano mai di darci una mano, e quindi vi aspettiamo a Cesarò l'8 e il 9, il 15 e il 16 novembre. Un'occasione per conoscere Cesarò. Un'occasione per conoscere Cesarò, per conoscere il territorio dei Nebrodi. Cesarò io amo definirla il cuore pulsante dei Nebrodi, con i suoi oltre 21.000 ettari di territorio concentrati appunto all'interno del parco dei Nebrodi, e tantissimi sono appunto i luoghi, i siti turistici che si possono visitare in quelle 4 giornate. Per me questo mestiere è la mia vita. E siamo in compagnia del signor Giovanni Di Francesco. Lei gestisce da tanti anni con la famiglia una macelleria qui nel cuore di Cesarò. Certo, del 1960. Cosa troviamo all'interno di questa macelleria? C'è tutto, suino dei Nebrodi, vitelli di qua locale, calzagnelli, agnelli, tutto, capretti, tutto c'è. Sarà presente anche per la sagra? Sì, certo. Cosa porterete? Anche carne di cavallo vendo io qua, c'ho la licenza. Portiamo cassati, agnelli, capretti, suino dei Nebrodi e rustiamo la carne, tutto. Proprio qui davanti alla sua... Qua, vicino a Padre Pio, tavoli e sedie. E rustiamo la carne, a voglia. Mangiare mangia. Ogni anno è presente? Sì, si sente, sì. Ci mostra cosa abbiamo qui in questo cesto? Salami, suino dei Nebrodi, provole, di qua locale, bellissimi, capicollo del suino dei Nebrodi, pancette, tutto c'è. Lanciamo l'invito a venire a Cesarò, quindi in occasione della sagra, perché si potrà mangiare bene con prodotti genuini, tutti del territorio. Tutta roba del territorio, vitelli, cavalli, tutto, anche la carne dei cavalli. Quindi lei ha iniziato da giovanissimo. 19 anni. E oggi continua a dare il suo contributo alla famiglia? Sì, a tutti, ho 84 anni. Ah, è un buon travaglio. Bene. Cosa possiamo dire ai giovani? Ecco, impegnatevi perché si può lavorare e restare nel proprio territorio. Certo, si deve lavorare per restare. I cristiani scappano e se ne vanno. I giovani oggi non vogliono lavorare. Purtroppo qua siamo.
A questo territorio non manca nulla, abbiamo la natura, abbiamo i prodotti genuini, abbiamo... No, ci abbiamo tutto qua, quello che vuole è che i giovani non vogliono far lavorare, ma c'è solo di repliche, cavalli, asini, casciati, agnelli, capre, tutto c'è. Come hai imparato questo mestiere? Io, c'era mio nonno faceva questo mestiere, mia mamma e poi io, nel seguito ci sono io. Una vita di sacrifici, però anche di soddisfazioni. E certo, per me questo mestiere è la mia vita. Mio nonno mi ha detto, sto qua ci andrà a stagione e poi, non è vero, non è vero, in bici si va tutto l'anno. La sagra sarà l'occasione anche per scoprire Cesarò e vivere questo borgo, vivere il territorio anche in mountain bike, come stai facendo tu. Tu stai portando avanti un progetto. Esattamente, il mio progetto è Camurria Nebrodi Bike Tour, è un progetto molto giovane e niente, nasce dalla mia volontà di far rivalutare il nostro territorio e perché no in bici. Turismo sostenibile e cercare di far rete insomma con tutte le altre attività, la gastronomia, curare la gastronomia, parlare di turismo accessibile che è molto importante, infatti abbiamo un progetto che si sta occupando di acquistare o noleggiare delle giolette che sono delle carrozzine che riescono a trasportare persone con disabilità motoria in giro per il bosco, perché il bosco, i Nebrodi sono di tutti e devono essere a mio avviso per tutti. Quindi stiamo ripercorrendo, stiamo tracciando tutti i percorsi conosciuti e non di tutto il territorio dei Nebrodi. Stiamo rivalutando i vecchi cammini storici, il cammino della Banda Maurina che parte da San Mauro Castelverde e arriva a Cesarò, il cammino di San Giacomo, poi il cammino di San Calogero che è il padrone di Cesarò, che è passato di qua e è andato verso Frazzanò. Tutti questi cammini, rivalorizzarli e insomma creare questo connubio tra sport, natura, accessibilità, gastronomia, tradizione e folklore, perché io faccio teatro, io sono un comico, quindi uniamo anche questa cosa qua, infatti Camurria. Ecco, questa è una delle bici che tu hai e metti a disposizione dei visitatori. Esattamente, noi possiamo noleggiare la bici, puoi venire a fare il tour con la tua bici, in base alle tue esigenze ci contatti e insomma in base a quello che vuoi fare, in base anche alla tua esperienza, perché tutto dipende anche da quello che puoi fare, perché ci sono dei sentieri abbastanza importanti, tecnici, che possono fare solo persone insomma con una maturata esperienza in bici. E quindi poi insieme concordiamo, non ci sono delle cose fisse, noi siamo così, noi siamo di Camurria, va? Quindi sì, la Camurria questa, è che noi ce la studiamo insieme, chiama il cliente che cosa vuoi fare, dove vuoi andare, cosa vuoi mangiare e noi cerchiamo di soddisfarlo al meglio come è giusto che sia. Un progetto che intende far rete, quindi con gli operatori del comune di Cesarò, ma anche con quelli degli altri comuni dei Nebrodi. Esattamente, tutti i comuni dei Nebrodi, già siamo in collaborazione con parecchi, da Floresta a Montalbano a Licona, dalle parti di Capizzi, stiamo insomma facendo questo tipo di rete anche con degli operatori con delle guide a piedi che fanno trekking, stiamo tracciando dei percorsi che vanno bene sia a piedi che con la mountain bike. Insomma, il progetto è abbastanza lungo e difficoltoso, quindi stiamo cercando anche di avere delle risposte anche dal Parco dei Nebrodi, dalla silvopastorale, piuttosto che da altri enti che ci possono dare una mano a sviluppare soprattutto il discorso del turismo accessibile, perché quello è il nostro fiore all'occhiello, quello a cui teniamo di più, perché ripeto, i Nebrodi sono di tutti e devono essere accessibili a tutti. L'obiettivo è quello di far vivere i Nebrodi tutto l'anno, quindi non solamente in un periodo dell'anno. Sì, stranamente, contrariamente a quello che si pensa, la bici, infatti qua qualcuno, mio nonno mi ha detto, sto qua ci andrà a stagione e poi, non è vero, non è vero. In bici si va tutto l'anno, si va anche sulla neve, anzi ci stiamo attrezzando, se nevica quest'anno ci attrezziamo anche per fare dei percorsi sulla neve. La mountain bike si vive 12 mesi l'anno, ovviamente se diluvia, se sta nevicando no, però non esistono stagioni, anche perché il territorio dei Nebrodi ci fa vedere le stagioni, poi al momento siamo in pieno foliage, insomma i colori che esplodono dell'autunno dei Nebrodi, d'inverno, insomma in tutte le stagioni il nostro territorio merita assolutamente di essere percorso e visitato. In occasione della sagra ci sarà la possibilità quindi di prenotare anche un'escursione in mountain bike?
Esattamente, certamente. Basta chiamare, ci sono i numeri, abbiamo un sito dove nel nostro sito c'è tutto, ci sono i numeri di telefono e possono chiamare preventivamente, ovviamente non lo stesso giorno e si organizza il tutto. Allora, non resta altro che augurare buona sagra e naturalmente delle giornate particolari che metteranno insieme scoperte del territorio e scoperte dei sapori di questo comune. Esattamente, e che tutto vada bene, pace, amore e camurria. E siamo in compagnia di Giuseppe Ragusa e qui siamo dentro il tuo ambiente di lavoro. Sì, questo qui è uno dei miei ambienti di lavoro perché l'altra è l'azienda agricola che ho qui nelle vicinanze a Cesarò. Questa che abbiamo in mano è una delle provole che tu produci. Una delle prole che io produco. Qui tutte le mattine saliamo il latte dell'azienda che è qui vicino e facciamo la trasformazione, tutta la lavorazione e i prodotti che realizzo sono tutti venduti in loco, qui nel mio punto vendita aziendale. E proprio all'interno del tuo punto vendita vediamo un po' se si può assistere tutti i giorni al rito della preparazione dei formaggi, della prova, della ricotta. Sì, la mattina iniziamo la lavorazione verso le 8 e si può assistere a tutta la lavorazione, si può anche assaggiare direttamente i prodotti, con tanto piacere la gente che viene può assaggiare quello che vuole prima di comprarli, anche se non li compra non è un problema. Ci mostri cosa hai qui in questo bancone? Sì, questi sono tutti prodotti tipici della zona, non realizzo cose diciamo, che non venivano realizzate una volta. Abbiamo dal formaggio semistagionato, che è un formaggio realizzato nel mese di maggio, infatti il colore giallo lo assume anche per il periodo dove gli animali sono all'erba, quindi mangiando erba dà molto più colore al prodotto. E questo qui è un formaggio al latte misto, significa latte di vacca e latte di pecora. Dal semistagionato abbiamo il formaggio stagionato, questo è un prodotto realizzato l'anno scorso, nel mese di dicembre. Come potete vedere cola anche l'olio, è un buon prodotto, maggior parte latte di pecora utilizzato per fare il formaggio stagionato, ma sempre c'è anche un po' di latte di mucca nel mezzo. Poi come prodotto abbiamo la provola, uno dei prodotti che si vende tantissimo periodo estivo è la provola stagionata, la classica provola sfoglia, sempre realizzata nel periodo dove gli animali sono all'erba, marzo, aprile, e dopo la inizio a vendere, a cominciare nel mese di agosto. E di dentro la consistenza della provola, dal suo stesso nome, provola sfoglia, perché sfoglia e si scaglia, diciamo, in un certo senso, è come se si scaglia. È un prodotto, a differenza della provola fresca, è un prodotto piccante, invece questo qui è un prodotto fresco, da un sapore molto più leggero. E poi vediamo anche i legumi. I legumi, sì. Questi Sempre di produzione propria. Produzione mia o c'è un'azienda di un mio parente che li realizza anche, li realizziamo anche insieme e sono al 100% biologici, non hanno nessun tipo di conservante per la conserva e neanche prodotti chimici nella lavorazione del terreno, sono biologici al 100%. È un prodotto che è molto venduto e molto cercato perché la differenza si nota. Per la sagra cosa proporrai? I prodotti che realizzo io, non compro niente, non vendo niente, quello che faccio con le mie mani lo porto qui e lo vendo, dai formaggi, ricotta fresca, tuma, semistagionato, primo sale e quant'altro. Avrai uno stand oppure venderai qui nel tuo punto vendita? No, non ci arrivo a prendere uno stand purtroppo per il tempo, sono da solo, mi aiutano i miei genitori, quindi vendo tutto qua. Ecco, quindi a pochi passi dal cuore, comunque sei proprio nel centro cittadino. Sì, a 100 metri, quindi magari metterò un manifesto, un'insegna per facilitare l'arrivo dei turisti nel mio negozio. Però sappiamo che sarai impegnato in uno show cooking. Sì, in uno show cooking. Cosa farai vedere? Ma sicuramente un po' di tutto. E faremo assaggiare tutti i tipi di formaggi che realizzo, dal primo sale allo stagionato, alla provola fresca, ricotta fresca, vediamo. Ci organizziamo e penso di fare una buona degustazione. Ma quando hai iniziato a svolgere questa attività? Da quando sono nato. Questa è un'attività che i miei nonni, mio padre, sbennonni facevano sempre. Io ho avuto sempre questa passione per la caseificazione, quindi nel 2011 ho realizzato questa piccola attività, chiamola piccola ma per me è grande perché
ci lavoro, mi dà tanta soddisfazione. È dal 2011 che ho questo caseificio con il punto vendita, ma gli animali e l'azienda ci sono sempre stati. E siamo in compagnia dell'assessore Alessandro Caputo, siamo proprio all'interno della chiesa di San Calogero, lo vediamo dietro le tue spalle, questo è il santo patrono di Cesarò. Sì, buongiorno, benvenuti a tutti, noi siamo qui all'interno della chiesa di San Calogero che appunto è il patrono di Cesarò. Noi lo festeggiamo in 2 giorni, il giorno principale è il 18 giugno, quello proprio della festa, e poi per gli emigranti e quindi per tutte le persone che tornano al paese in estate lo festeggiamo il 21 di agosto, che diciamo è la festa più grande. Qui avete anche le reliquie. Sì, noi possediamo anche tre pezzi di ossa, ecco, delle dita di San Calogero, che poi insieme alla statua del Santo Patrono e alla vara portiamo in processione in queste 2 giornate. C'è un momento particolare della processione, molto suggestivo. Sì, un momento bellissimo dove arrivato in un punto della processione tutti i ragazzi prendono le funi della vara e fanno correre il santo per la via del paese, proprio dicendo il motto Sutte Carusi. Perché nasce questa tradizione? Questa tradizione nasce da una leggenda che durante i tempi antichi, ecco, le reliquie del Santo Patrono dovevano essere portate presso, se non sbaglio, Frazzanò per appunto portarle alla corte, però i cittadini non volevano perché erano appunto le reliquie di un santo e volevano che restassero all'interno del paese. Durante il viaggio, all'interno proprio del punto dove viene effettuata la corsa, l'asino, ecco, che trasportava le reliquie si è fermato e non è camminato più né in avanti né indietro. Ecco, l'asino si è spostato solamente quando un ragazzino, un bambino, ha preso appunto le redini e l'ha portato. Quindi quando il bambino ha preso le redini l'asino ha incominciato a camminare. Da quel momento le reliquie sono rimaste sempre qui e proprio in quel punto inizia la corsa del patrono. Ma la particolarità di San Calogero qui a Cesarò è il colore chiaro della pelle rispetto al San Calogero che vediamo in altri comuni. Sì, in altri comuni magari San Calogero è scuro di carnagione perché comunque è un San Calogero, il nostro San Calogero anche come quello è di origini orientali. Non si sa per quale motivo qui si è tramandata questa cosa del San Calogero che invece da noi è chiaro di carnagione, è differente. Ma sarà sempre la stessa persona, solo che magari per tradizione è arrivato, ecco, in questo modo differente. In occasione delle giornate della Sagra ci saranno le chiese aperte, sarà possibile visitare quindi anche questi luoghi e tanto altro. Sì, in occasione della Sagra tutte le chiese, ecco, le nostre 5 chiese saranno aperte, inoltre all'interno appunto della Sagra ci sarà uno stand dei ragazzini della scuola chiamate mini guide dove i visitatori potranno andare a chiedere aiuto e loro li accompagneranno all'interno del nostro fantastico paesino per andare a visitare le chiese e altri posti suggestivi, ecco, del nostro paese. E siamo ancora a Cesarò, adesso ci è venuta fame, quindi noi vogliamo anticipare la Sagra gustando qualcosa di buono. Siamo in compagnia della signora Mariella. Sì. Dove ci troviamo in questo momento? Vi trovate dai Fratelli Mazurco, è un'attività da più di 50 anni che siamo qua nel luogo e praticamente sfruttiamo tantissimo i prodotti nostri locali per portare avanti le nostre tradizioni e le nostre bontà, insomma, che ci offre il territorio, tutte le bontà. Nei giorni della Sagra saranno protagonisti il suino nero dei Nebrodi e poi i funghi porcini. Sì, e noi infatti facciamo solo suino nero e funghi porcini, fra cui uno dei piatti che andrò poi a portare alla Sagra saranno le pappardelle, non saranno le tagliatelle che noi utilizziamo qua, ma delle pappardelle che sono un pochino più resistenti alla cottura. È chiaro che ci saranno tantissime persone, speriamo, con funghi porcini e salsiccia di maiale nero e poi maccheroni con il ragù di maiale nero. Sono dei piatti tipici che voi preparate tutto il periodo invernale? Sì, da noi si trovano sempre perché sono i nostri prodotti, quello che offre il territorio soprattutto. Ma sarà possibile gustarli dove? Qui all'interno dell'attività o anche degli stand? Allora, sarà possibile gustarle sia nell'attività che facciamo tutto l'anno e sia anche nello stand, perché le persone che verranno dovranno gustare e soprattutto apprezzare le nostre bontà e i nostri prodotti territoriali. Quando ha iniziato lei a cucinare da piccolissima?
Allora, io ero piccolissima, ha iniziato mia mamma, poi continuo io e c'è ancora mio figlio che comunque è lo chef di Villa Miraglia. Ci può mostrare gli ingredienti? Allora, gli ingredienti saranno i funghi porcini del nostro territorio, poi si passerà alla salsiccia di maiale nero, solo un pochino per gustarla, perché non dobbiamo andare a coprire completamente il sapore dei porcini, perché il porcino ha un odore e un sapore che comunque non si deve coprire. Le tagliatelle fatte da noi in casa con sole esclusivamente grano duro di Sicilia, dei nostri territori, al massimo si può andare nell'ennese. Poi ci saranno i nostri salumi, questi li facciamo noi come pancetta, salame e culatello, e poi ci sono tante altre cose come lonza e capicollo. E i maccheroni anche da parte nostra che facciamo noi, sempre rispettando la materia prima, grano duro di Sicilia. E poi qui abbiamo? E poi mettiamo un pochino poco di pepe, sale, quello che abbiamo, e prezzemolo è chiaro, e olio Eva. Il prezzemolo è chiaro che ci va in tutti i posti. Buongiorno amici di Bella Sicilia, oggi prepareremo tagliatelle con funghi porcini e salsiccia dei nebrodi di suino nero con i vari ingredienti, peperoncino, pepe nero, prezzemolo e sale, e le nostre tagliatelle fatte di grano duro di Sicilia. Un piatto squisito che tutti potranno gustare l'8, 9, 15 e 16 qui a Cesarò per un evento speciale. Sì, per la sagra del suino nero e del porcino. Vi aspettiamo in tanti. La prima fase quale sarà? La prima fase della preparazione sarà saltare i funghi porcini, aggiungere poi, io nel frattempo mi sono preparato un po' di brodo di verdure e ho messo anche dei funghi porcini per risaltare un po' il sapore, anche solo brodo di carne e verdure. Ho aggiunto i porcini e è semplicissimo, un piatto semplice, si salta e basta fare bollire la pasta e nel frattempo tu hai tutto pronto. Iniziamo con tagliare i porcini. Intanto mettiamo la pasta a bollire. Già salata. In una padella mettiamo un po' d'olio. Ora aggiungiamo i funghi porcini. Aggiungiamo un po' di salsiccia tolta dal suo budello, non troppo perché altrimenti poi i funghi non si serviranno. Sale. Pepe non ne aggiungiamo perché già c'è nella salsiccia. Quindi possiamo riepilogare cosa abbiamo messo in padella? Funghi porcini, salsiccia tolta dal suo budello, e poi un po' di brodo vegetale con brodo di carne per un pochino allungare, anziché di aggiungere l'acqua di cottura. Abbiamo messo un pochino di questo brodo di carne e vegetale. La usciamo un pochino al dente in modo tale che si amalgama bene con tutti e si insaporisce con tutti i vari ingredienti. Nel frattempo la pasta rilascia un po' del suo amido e viene un po' più cremosa. Possiamo dire che è uno dei piatti più amati? Sì, da noi sì, ora c'è la riscoperta tantissimo anche del ragù di maiale nero, che comunque è buonissimo, viene fatto una cottura molto molto lunga, c'è molta richiesta di maccheroni anche al ragù di nero di Nebro. Quando hai imparato questa ricetta? Allora, me l'ha tramandata mia mamma, sinceramente. Magari una modifica in qualche cosa, però comunque le basi originali sono queste. Vedete il colore bello delle tagliatelle all'uovo. Come vengono preparate queste tagliatelle?
Viene impastato solo farina di grano duro e uova. Che tipo di farina ti utilizzi? Di grano duro? Sì, di grano duro, una semola, rimaginate, una semola facciamo. Quante uova? Allora, le uova a secondo l'umidità della farina, dai 7, 8, a secondo la grandezza dell'uovo. Diciamo che è l'umidità. Sei sicuro? 6 ogni chilo di farina? Sì, sì. Sei sicuro di sicuro. Allora, ok. Questa è pronta. Andiamo a impiattare. Aggiungiamo un po' di prezzemolo. Olio con un pochino d'aglio per insaporirlo. E in questo piatto c'è il profumo, ci sono i nebrodi? Sì, tutto dentro. Vi aspettiamo a gustare questi piatti e tanti altri l'8 e 9 e il 15 e 16 novembre a Cesarò. Vi aspettiamo in tanti. E il nostro piatto è pronto, qui troviamo i profumi dei nebrodi. Sì, sì, è pronto e tutti i profumi del nostro bosco, delle nostre zone sono qua. I funghi e il maiale nero. Possiamo ricordare quindi a chi ci sta seguendo e magari si è collegato in questo momento come lo abbiamo preparato. Siamo partiti intanto dalla pasta fresca. Sì, sì, pasta fresca dall'uovo, pasta di grano duro di Sicilia, solo esclusivamente con dell'uovo impastata. In padella abbiamo messo quindi subito l'olio e poi... L'olio e i saltati funghi porcini e poi abbiamo aggiunto un po' di brodo di carne, poco, soprattutto vegetale. E poi in ultimo abbiamo messo la salsiccia che comunque viene tolta dal budello e saltata anche lei in padella. Viene buonissimo, è un piatto che comunque salsiccia poco, comunque perché il fungo porcino si va a coprire. Tutta produzione locale? Sì, sì, tutta produzione locale, fra cui noi siamo ben forniti anche nel preparare le carni e preparare, insomma, di mettere i funghi anche conservarli soprattutto. Un pizzico di prezzemolo finale? Beh, il prezzemolo ci vuole perché ci vuole, e l'olio con l'aglio. Il prezzemolo si mette in tutto. Questo è uno dei piatti che presenterete in occasione della sagra? Sì, soprattutto io li sto preparando prepareremo comunque non le tagliatelle, andiamo a fare delle pappardelle un pochino più grosse e più spesse per durare un pochino la cottura, insomma ci saranno tante persone. Però il nostro piatto è questo, venitelo a gustare, vi aspettiamo tantissime, ne vale la pena venire a Cesarò per mangiare. Quando si visitano i nebrodi non possono mancare i maccheroni, ci saranno anche i maccheroni in quell'occasione? Sì, sì, i maccheroni con ragù di suino nero sempre. Come si preparano? Allora, si prepara, intanto io non lo posso fare vedere il ragù come si prepara, si fa sempre il solito, sì, si fa sempre il solito battuto con cipolla, carota e sedano, soffriggere la carne, mettere un po' di vino rosso abbastanza buono e corposo, farlo evaporare e poi andare per tanto tempo, dai 7-8 ore minimo, per venire un buon sugo gustoso a fiamma bassa, e poi noi aggiungiamo questo piatto, il maccherone, questa pasta. Il maccherone sempre fatto con semola e uova, solo così. È chiaro? Un altro piatto della tradizione. Sì, un altro, questo è della tradizione, ma ce ne sono tanti piatti della tradizione cesarese, sempre a livello da noi vengono tantissimo gli asparagi, noi usiamo troppo il sottobosco, perciò gli asparagi, sparagogne, non tanto asparagi perché sono un altro tipo di verdura. Insomma, sfruttiamo tutto quello che ci può dare, sempre nel contesto della nostra tradizione e della nostra bontà, insomma. L'invito è doppio, di venire per la sagra nelle 2 giornate
dell'8 e del 9 e poi il 15 e il 16 di novembre, ma l'invito è anche quello di venire a Cesarò a gustare i prodotti della terra, i prodotti del territorio tutto l'anno, perché ogni stagione ci regala anche sapori diversi. Certo, sicuramente, sì, tante cose ci regala il nostro territorio buonissimo e che ne vale la pena gustarli. Allora, da qua noi abbiamo il ragù di maiale nero fatto cotto precedentemente perché ha una cottura molto lunga di 8-9 ore sicuramente ed viene fatto con sempre il maiale, il solito battuto, qualche rametto di aromi, vino rosso e pomodoro semplice con del concentrato. Mettiamo i maccheroni. Facciamo amalgamare in modo tale che comunque continua a rilasciare un pochino del suo amido. Visto che sono buoni, il nostro grano come tiene bene la cottura, la pasta e le uova sicuramente. A parte la lunga cottura del grano e del ragù, noi siamo qua pronti con la pasta. I nostri maccheroni sono pronti? Sono pronti. Poi, chi vuole del grano, chi vuole, ma soprattutto un buon pecorino siciliano è ancora meglio. Ok? Ma quanti motivi per venire qui a Cesarò? Tanti. Infiniti. Tanti, sì, ce ne sono tanti. Signora Mariella, abbiamo preparato questi due piatti ricchi di tradizione, possiamo dire, due piatti che raccontano il territorio dei Nebrodi e soprattutto quello di Cesarò. Sì, soprattutto quello di Cesarò, Nebrodi, Cesarò è molto vasto come Nebrodi, sono maccheroni al ragù di suino nero, che comunque è un piatto forte e va tantissimo anche d'estate perché non è una carne che si può mangiare anche d'estate, al contrario di come si pensava prima che era solo invernale. I funghi porcini con un po' di salsiccia di suino nero. Comunque sono gustosi e ne vale la pena assaggiarli. Questi sono due primi piatti che voi proponete nel vostro menù? Sì, sempre, ci sono sempre nel nostro menù. Le tagliatelle con i funghi porcini e i maccheroni al ragù. Poi c'è l'imbarazzo della scelta anche nei secondi piatti, forse un altro punto di forza della vostra attività. Sì, ma anche tanti altri primi del territorio, il pistacchio di Bronte abbiamo, gli asparagi, il territorio offre tantissimo, le mandorle, tutto, le noci e tante cose che comunque noi sfruttiamo tantissimo il territorio e cerchiamo comunque di non andare troppo lontano, se non quasi a chilometro zero. Nella vostra attività c'è la passione per questo lavoro, ma soprattutto la passione per la vostra terra. No, c'è amore per la terra, passione per il lavoro, però l'amore per la terra è quello che ci tiene legati a questo territorio e che portiamo sempre avanti, con tanto successo e comunque con tanta collaborazione anche dei nostri clienti. Allora, noi adesso ci mettiamo a tavola, gusteremo in anteprima questi piatti e naturalmente rinnoviamo l'invito a venire a Cesarò tutto l'anno, ma un'occasione in più è quello della sagra. Sì, vi aspettiamo tantissimo. Grazie e arrivederci.